C'è una serie di valutazioni, di indizi che la procura minorile ha fatto, ma che non chiariscono appieno cosa sia successo, chi siano i responsabili. Quello che come famiglia attendiamo è una chiara posizione della procura ordinaria, che ancora non ha completato l'iter giudiziario, questo che è preliminare all'eventuale rinvio a giudizio. È amara la voce di Gianfranco Iaconis. La Procura dei minori di Napoli ha chiuso le indagini sulla morte della figlia Chiara, colpita e uccisa il 15 settembre scorso da una statuetta caduta da un balcone mentre si trovava nei quartieri spagnoli con il fidanzato. A lanciare l'oggetto sarebbe stato un ragazzo di 13 anni non imputabile, mentre la posizione del fratello di 14 è stata archiviata. Un'indagine che è solo un primo punto con tante domande che per la famiglia devono avere delle risposte. Noi stiamo in previa attesa, come si dice, di ricevere finalmente una, una notizia da Napoli che siano chiuse le indagini, che ci sia, almeno per la procura, uno o dei responsabili. Speriamo che tutto si svolga al più presto, ma riconosce quanto me che i tempi della giustizia non sono certo brevi. Chiede giustizia il papà di Chiara Iaconis e non nasconde un sentimento di rabbia per quanto accaduto. Questo fa rabbia, no? Cioè, le fatalità accadono, ma se non è più una fatalità, ma è un atto evitabile, insomma, cioè, ci riempie un po' di amarezza. Le indagini vanno avanti, ci sono da chiarire le posizioni dei genitori dei due ragazzi. Il papà resta fiducioso, una famiglia che ha perso una figlia amatissima vuole solo giustizia. Fin dal primo giorno tutta la famiglia continua ad avere piena fiducia sia nei, negli investigatori, nei PM, e sia nei nostri legali.